Abbiamo avuto sicuramente non un buon inizio, condizionato da vari infortuni, da varie situazioni. Ora che, come hai detto tu, sono rientrato, è il mio avviso rientrare nella forma fisica più completa in modo da ridare il mio giusto apporto alla squadra e non ci si nasconde dietro un dito, bisogna continuare a lavorare e trovare la giusta quadra che sicuramente abbiamo e che possiamo dare. Un campionato difficile perché girone unico significa che tutte le squadre hanno creato dei roster un po' più importanti, l'abbiamo appena detto, ma insomma a parte credo però Cantù è forse un'altra formazione perché ancora non si capisce bene quale sia l'alter ego di Cantù quest'anno, la Dinamo può stare in quel novero per provare a fare quantomeno i playoff. Sì, assolutamente, non è dato ancora nulla per scontato, il campionato è ancora molto lungo, non abbiamo avuto un buon inizio, sicuramente lavoreremo per avere un buon finale e penso che il fatto che il campionato sia più competitivo renda tutto più divertente, tutto più provante, nel senso che ok, non hai magari quelle partite diciamo cuscinetto senza svalutare nessuno, però che non ti danno una prova reale del livello che è la tua squadra. Ogni partita è una prova che possiamo e dobbiamo superare. Ok, allora domani appuntamento 15:30 Sorso, palestra polivalente, Dinamo Lab contro Bergamo, partita da godere, noi la vivremo in prima persona, speriamo che tanto pubblico possa venire a seguirvi perché meritate. Sì, come sempre rinnoviamo il nostro invito a tutti quanti di venirci a vedere, di supportarci e speriamo il nostro obiettivo è quello di dare spettacolo, non spettacolo, di far vedere che la Dinamo è tornata e c'è.